Allora, buonasera Presidente Serini, sono venuto a disturbare anche lei. Allora, niente, senza che ci giro troppo, c'è adesso questa attenzione un po' più accesa rispetto alle altre volte. C'è il Pino Penzo che è stato il promotore di una raccolta di firme per vedere se invece di aderire alla provincia di Padova, aderire alla provincia di Venezia. Lei che forse è quello più titolato, nel senso che è Presidente della Commissione Statuto, quindi conosce il punto di vista istituzionale, tecnico, giuridico, eccetera. Cosa ne pensa di questa idea? Beh, intanto come sempre ti ringrazio perché anche in una settimana caldissima di agosto segui queste vicende. Ci tengo a ringraziare tutti i concittadini che vogliono porre all'attenzione della città una problematica molto seria e anche molto complicata. Non ho finora espresso un giudizio perché il mio ruolo istituzionale mi impone di essere sopra le parti se voglio fare il Presidente della Commissione, che poi dovrà comunque su questa partita, come su quella altrettanto importante della modificazione territoriale delle province, un voto importante in riferimento alle leggi nazionali. Per cui io raccomando a tutti di cogliere bene quello che sta dentro questa partita, dove la parte più importante non è dato a nessuno di conoscerla, perché la città metropolitana potrà essere attraente o meno a secondo di quale statuto si darà, perché la norma nuova, innovativa in riferimento a prima, è che è la città metropolitana che si dà il suo statuto. Cioè sono i sindaci dei comuni che partecipano e debbono dare il loro statuto. A noi, come Chiogiotti, potrà essere utilissima questa città metropolitana se avrà un certo tipo di statuto. Dovremmo sapere in termini democratici, ma in termini operativi veri, qual è lo spazio che ci viene riservato e avere la certezza che può essere una grandissima opportunità per Venezia, intendendo per Venezia non la città o il comune di Venezia, ma la città metropolitana di Venezia, che attraverso questa norma potrebbe finalmente diventare la vera capitale del Veneto, cosa che oggi nei fatti non c'è, e se per farlo coglie tutte le realtà positive e meno che ci sono nel suo territorio, a partire da quella di Chioggia, che è il comune che dopo ordine di grandezza viene dopo di quello di Venezia. Non avverto per adesso questa sensibilità, e mi pare quasi che tutti i personaggi politici della provincia che hanno anche ruoli nazionali che si sono espressi calchino il fatto che c'è un'opportunità che, siccome la città metropolitana si colloca al di sopra delle province, è una cosa bella e importante. Io non credo che le altre province siano così felici se noi pensiamo che la città metropolitana ha qualcosa di più di loro. Debbono invece avere la percezione che la città metropolitana diventa un elemento di maggior coesione con il resto del territorio regionale, non di maggior conflittualità, perché se si vuole essere capitale lo si diventa nella misura in cui si svolgono queste azioni. Ma sono ancora di più preoccupato che le specificità che sono tipicamente nostre della costa meridionale della provincia di Venezia siano tenute nella dovuta considerazione, cosa che usualmente non avviene. Cosa si pensa a Venezia della pesca? Cosa si pensa a Venezia del turismo che sta a sud della provincia di Venezia? E quindi la obbligatorietà di considerare che quello che è avvenuto in decenni, se non in secoli, con una posizione di isolamento quantomeno logistico, deve avere la percezione che in questa condizione non si può rimanere. Città metropolitana che gestire insieme i servizi metropolitani significa avere una città metropolitana che superi queste condizioni di difficoltà. Per adesso il dibattito mi pare invece concentrato sulle solite cose banali di bottega più che della sostanza vera del problema che va affrontato. Finisco con il dire che io 20 anni fa ho sposato la causa Andiamo con Padova. Oggi sarei molto più in difficoltà a esprimere un giudizio così netto. Dico che in questi ultimi 20 anni l'essere dentro alla laguna con i problemi della legge speciale per Venezia ha portato centinaia di miliardi di lire alla nostra città, e che questo non può essere un dato che viene non tenuto nella debita considerazione.
Il sistema del MOSE, quando entrerà in funzione, attiva delle eccellenze di natura scientifica, di natura tecnologica, in cui il Comune di Chioggia deve essere parte attiva, non parte emarginata, e quindi la città metropolitana può essere uno strumento anche da questo punto di vista. Per cui non sono per dire che mi va bene o che mi va male, ma sono per dire che è l'occasione perché la classe dirigente istituzionale e economica dica qualcosa su questa partita, ma lo dica non in termini conflittuali, in termini propositivi, facendo sì che la stagione dello statuto sia la stagione in cui riusciamo a farci capire dagli altri, abbandonando la posizione di un isolamento che nei fatti c'è, ma facendo diventare un elemento di coesione nella misura in cui riusciamo, come è avvenuto per le speciali di Venezia, a far valere anche le nostre qualità, che sono diverse dagli altri, ma proprio per questo hanno un valore in più, non un valore in meno. Quindi non banalizzerei la raccolta delle firme, che è preziosa, il coinvolgimento che è preziosissimo, quindi fanno bene i cittadini che fanno questo, lo ripeto, ma è una partita che va giocata in termini intelligenti, sapendo che la città metropolitana, se nascerà, dovrà avere il primo compito di avere uno statuto che faccia sì che tutti i quasi 900.000 abitanti della provincia di Venezia diventano alla pari protagonisti della città metropolitana di Venezia, che è intera dal Tagliamento all'Adige e che vede tutti i cittadini con pari identica dignità per quello che rappresentano, per quello che hanno a disposizione nel potenziare questa splendida realtà che è capitale per la storia che ci hanno lasciati quello che hanno retto la Repubblica di Venezia per oltre 1000 anni e che quindi adesso avrebbe l'opportunità di fare davvero un salto in avanti, riconfermandosi non solo in termini istituzionali ma capitale vero del Veneto. Allora, se posso leggermente sintetizzare per chi magari non è uso a questi termini. Allora, lei dice, benissimo, sondaggi, raccolta di firme, eccetera, però è opportuno sapere cosa si vuole, diciamo, dal soggetto più grande, che non è più il discorso della provincia, ma è la città metropolitana, che adesso deve essere costituita con un nuovo statuto. Quindi è opportuno che i cittadini di Chioggia sappiano quello che vogliono effettivamente, in modo tale da premere perché venga messo nello statuto, in modo da avere i vantaggi, insomma. Questo è un po' questo è il dato importante, ma voglio, per far comprendere la complessità su cui stiamo ragionando, cosa succederà di tutta la costa veneta della provincia di Rovigo? Non è una cosa che per noi è indifferente. Dopo mi viene un'altra domanda. Cioè, la provincia di Rovigo dalla nuova norma nazionale non dovrebbe esistere più. Si ipotizza che la provincia di Rovigo va con Padova, che eccetera eccetera, ma la fascia che dall'Adige va in giù fino al Po, che confina Rosolina, con la realtà di Ferrara, tutta quella parte là è una parte importante della provincia di Rovigo. Andrà con Padova o è una parte che potrebbe essere attratta dall'essere con Venezia per creare una uniformità della costa veneziana da Bibione ad andare ai lidi del Po? Con tutto quello che dentro di ricchezza produttiva c'è, non solo della pesca ma della orticoltura, ci sono anche tanti chiogiotti, di ambiti naturalistici, no? Non è un problema diretto della città metropolitana, ma è un problema che a spiovere viene dentro questa partita, no? Allora la riflessione deve essere aperta a 360 gradi e deve essere accompagnata da coloro che le norme vecchie e nuove le conoscono. Cioè bisogna capire, non è più il problema di 20 anni fa, facciamo la città metropolitana o no. Ricordo sempre che il relatore in aula sulla città metropolitana di allora, ero io, e quella volta avevamo fatto la città metropolitana piccola di Venezia per lasciare spazio sia al Veneto orientale che a noi come Chioggia di poter scegliere in maniera diversa. Poi non è andata perché le città metropolitane in Italia non sono andate. E allora nella realtà bisogna avere la conoscenza dei problemi che si devono affrontare per poter poi informare i cittadini in maniera adeguata. Se no si rischia, ma siamo isolati, i veneziani non ci vogliono bene, andiamo via, andiamo con Padova, Padova ci accoglie a braccia aperte, tutte cose possibili, ma nella realtà vanno messe a fuoco in maniera intelligente, conoscendo i problemi e anche le possibili negatività che ci sono.
Ricordo che l'ultima partita che abbiamo giocato in Consiglio regionale, ottenendo soddisfazione sulla sanità, è perché abbiamo esaltato il ruolo della laguna. Abbiamo detto che laddove c'è la laguna c'è la possibilità di avere interventi maggiori per la sanità. Adesso non possiamo dire che sulla sanità ci va bene essere parte della laguna e poi su altri argomenti vogliamo assolutamente il contrario, no. Questo, ripeto, lo dico non formulando un giudizio conclusivo, ma per dire che è troppo semplicistico dire allora adesso uccidi Venezia e andiamo con Padova perché Padova ci vuol bene. Bisogna che ci conquistiamo il bene di tutti in termini costruttivi e istituzionali. Questo un po'. Una domanda che mi è venuta così, che fino adesso non. Allora, si sente parlare, no, ma Padova sarebbe felicissima, diventeremo la spiaggia di Padova, gli imprenditori verrebbero qui a frotte, eccetera, eccetera. Ma lei che è nel contesto regionale, quindi ha contatti con altri colleghi di Padova, eccetera, secondo lei, non so, loro sarebbero contenti? Rispondo sempre con i fatti. Quando abbiamo fatto da Ulx Chioggia e Piove di Sacco fa parte di Padova. In tutte le partite che giocavamo per difendere Chioggia in riferimento a Piove di Sacco, i padovani erano schierati con Piove di Sacco. Ma è nella logica delle cose, voglio dire, non è che noi pensiamo che andiamo con Padova e allora le risorse di Padova immediatamente i padovani le portano a Chioggia. I padovani che devono venire a Chioggia vengono comunque, non è che ci siano delle barriere, voglio dire, se c'è un padovano che vuole investire a Chioggia è ben accolto, magari l'amministrazione comunale ci sa fare di più per questo. Devo dire che su questa partita la cosa che mi dispiace di più è l'assenza dell'amministrazione comunale. Cioè, su una partita così importante è il sindaco che rappresenta la città nei tavoli veneziani dove si parla di città metropolitana. Noi abbiamo bisogno di un sindaco che al tavolo si sieda sapendo di avere la responsabilità per alcuni aspetti non solo di Chioggia ma anche di Cavarzo Arecona e che vada a dire siamo disponibili a patto che la disponibilità sia comune e che ci facciate comprendere prima che otteniamo queste condizioni di vantaggio per tutti. Perché se così non è, diventiamo invece che disponibili, indisponibili. E questo è un gioco che la legge purtroppo ci riduce a settimane, non a periodi lunghi. Perché sono 3 mesi, sono già iniziati, il tempo in cui viene data la facoltà ai comuni di decidere se vogliono non aderire alla città metropolitana. Quindi è un obbligo, e hanno fatto bene quelli che hanno raccolto le firme per dire che vogliono il dibattito in Consiglio Comunale, perché alla luce di approfonditi ragionamenti e approfonditi dibattiti, voglio dire che tra l'altro il sindaco di Portogruaro è dentro nella commissione, il sindaco di San Donacchi, Zaccariotto, è dentro con poteri straordinari nella commissione. È chiaro che Orsoni c'è dentro perché è candidato a fare il commissario nella partita transitoria, e però sia Portogruaro che San Donà in termini numerici quantomeno sono meno numerosi delle realtà di Chioggia e vorrei capire che ruolo viene dato a Chioggia dentro a quei tavoli e con quale forza istituzionale si va per gestire questa partita che, ripeto, è delicatissima e importantissima. Grazie Presidente. A voi, buon lavoro.